Ma Madonna, come fa a sapere queste cose? Se lei non c'era, nemmeno lei c'è stata. Sabato prossimo si incontreranno, lo ha annunciato ieri su Canale 5 a Domenica Live, salotto di Barbara D'Urso, Carmela Anguzza, la madre di Veronica Panarello, in carcere ad Agrigento con l'accusa di aver ucciso il figlio Loris di 8 anni lo scorso 29 novembre a Santa Croce Camerina nel Ragusano. L'unica a credere nell'innocenza di Veronica sin dall'inizio è stato il padre Francesco Panarello, che sembra andato a trovarlo in carcere prima a Catania e poi ad Agrigento. Adesso anche la madre si schiera al suo fianco affermando: io sto con Veronica, credo nell'innocenza di mia figlia. Se da madre in questi 10 anni ho sbagliato, le chiedo perdono. A non essere convinti della sua innocenza arrestano la sorella Antonella, che si è detta non pronta ad incontrarla, ed il marito Davide Stival, che invece è andato in carcere a trovarla lo scorso 6 gennaio. Un faccia a faccia quello col marito che Veronica aveva chiesto e cercato più volte, ma che non ha ravvicinato i due coniugi. E sempre su Canale 5 ieri la madre di Veronica si lascia andare in uno sfogo, punta il dito affermando: la famiglia Stival l'ha abbandonata, e chiarisce i motivi dell'allontanamento da sua figlia. Il nostro rapporto si è incrinato, spiega la donna, quando a 16 anni mia figlia ha incontrato Davide ed è andata a vivere da lui. Né io né suo padre eravamo presenti quando Loris è nato, perché lei e la famiglia Stival non ci volevano. Poi Carmela Anguzza non risparmia parole dure alla famiglia di suo genero. Non volevano che Veronica avesse Loris, la volevano far abortire. Mia figlia era minorenne e solo io e suo padre potevamo decidere con lei se tenere o no il bambino. Poi ancora racconta: ero andata da mia figlia 3 giorni prima del parto, in quell'occasione ho litigato duramente con Davide, che mi ha mandato via, e sul suo rapporto con Veronica assicura: io non avevo litigato con lei, io aspettavo, una madre aspetta sempre i suoi figli. Poi 2 appelli, il primo alla figlia: Veronica, devi mangiare perché devi uscire dal carcere e dobbiamo trovare il colpevole. L'altro a Davide Stival, marito della figlia: torna sui tuoi passi, torna da Veronica, stalle vicino.